mentre che certi corsi s'approntano a festeggiare il 14 di luglio francese e che domani saranno in favore della squadra della Francia. Il convento di Casa Bianca ci rammenta la storia, a nostra, quella di corsi con ci sono scordati di Aviletta. Disgraziatamente oggi non c'è niente per la commemorazione, ma quantunque uno basterà. In un 1989, un feggivano che 20 anni che l'armata corsa aveva perso la battaglia contro la Francia in Ponte Nuovo. Il golo non era anche lavato di un sangue corso che i nostri rivoluzionari ci avevano lasciato. La rivoluzione francese è la vittoria dell'oppressore, mica la nostra. Un popolo colonizzato non passa mica il suo tempo a festeggiare o consumare, soprattutto per le feste di maestri coloniali. Nella vita ci vuole sapere divertirsi, ma senza scordarsi della sua nazione. Il popolo corso si innamora della colonizzazione e popolamento e non ha più tempo di lagnarsi, scusate. Siamo i maestri di un nostro destino e se non facciamo nulla, se non facciamo mica un sforzo per campo a corso, sparisceremo.